L'onorevole La Rocca Margherita a segretario provinciale di questa provincia. Oggi Forza Italia è un partito competitivo grazie al lavoro di tutti, ma in particolare al lavoro fatto dal segretario Tajani. L'appuntamento di oggi è quello di celebrare i congressi provinciali. Da qui partirà l'impulso per tutto quello che attende il territorio e per tutto quello che attende la politica, quindi ci sarà la preparazione per le campagne elettorali di giugno, ma c'è soprattutto tanto lavoro da fare nei territori con i coordinamenti locali e anche pensare a quelle che sono le istanze più pregnanti che in questo momento attanagliano la nostra terra. Mi viene in mente un tema che è quello dell'agricoltura, un tema che è quello della sanità, un tema che è quello del welfare. Su tutti questi temi Forza Italia si deve fare trovare pronta e combattiva per poter portare risposte e per poter dare quelle soluzioni che la gente attende. Posso dire che devo lavorare insieme agli altri, loro sono la mia forza e sono sicura che insieme faremo tanta strada e un buon lavoro. La nostra forza è stata proprio il tesseramento che si è chiuso il 31 ottobre, la provincia di Agrigento ha portato 1200 tesserati, ma è andata bene in tutta la regione e è andato bene a livello nazionale. Noi ci presentiamo al congresso del 24 e il 25 di febbraio con una squadra che è una squadra vincente e assieme lavoreremo per il territorio.